Buongiorno a tutti. Aspettate che abbasso l'eco. Ecco A, ecco B. Buongiorno a tutti, dicevo. Buongiorno a tutti. Benvenuti a questa nuova live di Reni J. Oggi è il 19 dicembre 2022. Questo Natale si avvicina sempre di più. Ok, quindi è prossimo il 25, il 24 sera, la vigilia, e il 25 e il 26 sono prossimi. Oggi è lunedì 19 dicembre, sono le 11:37 di questa giornata molto bella. C'è un bel sole dietro, viene dalla finestra un bellissimo sole qui a Roma. Stamattina il cielo era completamente senza neanche una nuvola, e quindi una bella giornata. 5 gradi questa mattina erano. Ciao Mirko! Lo so, sul repository, su Amica Ida non ci sono più venuto. Allora, una promessa che faccio agli amici di Amica Ida. Allora, purtroppo mi si è rotto un hard disk da 5 terabyte con dentro circa 4 tera e mezza di materiale. Ho perso un sacco di roba e questo mi ha portato un po' ad allontanarmi anche dal PC, un po' da tutto, perché sinceramente perdere tutta una marea di materiale così da un momento all'altro, tra l'altro lo vedi, adesso facciamo vedere la diretta è di Reni J, perché dobbiamo vedere questo, ma prima parliamo velocemente di questa roba qui. Quindi diciamo che è sempre una live come tutte quelle che faccio io, dedicate agli anni 80, 80-90. Voi mi conoscete, io ho il muro contro il 31 dicembre del 1999, o diciamo più correttamente il 1 gennaio 2000. Comunque va bene, andiamo avanti. Allora, di cosa parlerò in questa live? Stavo dicendo a Mirko, tornerò su Amica Ita a gennaio e vedrò di recuperare. Certo non potrò leggere, mi pare che l'indicatore dei messaggi lì dice 200.000 o giù di lì. Cominciano a essere un po' tanti da poter rileggere tutto, quindi da quando tornerò comincerò a rifrequentare bene il gruppo Telegram t.me/amicaita, e da lì poi ricominceremo a fare delle cose insieme. Tra l'altro il nuovo anno vorrei che fosse dedicato anche da parte mia un po' di più al retro computing, retro gaming, e quindi anche ai vari modelli Amiga. Tra l'altro ho creato sul nuovo social Waveful, vi invito a seguirmi anche lì, in descrizione di questo video trovate tutti i link per accedere al nuovo social network tutto italiano Waveful. Lì ho creato uno dei primi gruppi che ho creato, si chiama Amica Ita, se non proprio il primo, che poi lì si chiamano Tsunami. Ho creato sia Commodore che Amica Ita. Commodore è più generico, dentro ci si può scrivere di tutti i Commodore che sono usciti, VIC-20, C16, Plus 4, C65, quello che volete, mentre su Amica Ita è più dedicato solamente ai computer della famiglia Amiga. Ok? Calcolate che lì potete condividere immagini e video, quindi diciamo c'è tanto da dire. Io pure quelli lì ne ho creati un sacco di Tsunami, e seguirli tutti comincia a essere quasi un lavoro, e quindi ci vuole tempo. Detto questo, di che parla questa live? Questa è la prima parte, divisa in più parti perché ci vorrà parecchio tempo, per ringraziare il mio amico Andrea. Non dirò il cognome, però un mio amico Andrea ieri ci siamo visti e mi ha dato diverso materiale che adesso andremo a vedere insieme, la maggior parte del quale riguarda la musica. Quindi diciamo che ho voluto intitolare la live a Reni J, quindi come Reni J e non come Reni Retro o come Reni Tunes. Quindi adesso andiamo, come ho detto all'inizio di questa live, a vedere prima questa roba qui. L'avvicino. Allora, innanzitutto questo andrebbe visto come Reni Retro, però lo vediamo come Reni J, tanto stiamo sempre qua, ok?
Allora, questa è una scatola marca Trevi, vedete? Trevi Computer 320. Mi sa che un po' tutti ce l'hanno avuto, guardate, guardate, imballato, Questo è un registratore, e l'amico Luca Cusani ne saprà qualcosa, pure lui già ce l'avrà magari imballato, e coi polistiroli originali, un registratore del Commodore VIC-20 64. Ok, ho levato il polistirolo, guardate, tutti i polistiroli, poi dopo lo rimballiamo, però lo andiamo a sballare e a vedere. Mamma mia, non si leva sto polistirolo. Questo è, ecco, questo è il datato, questo è il polistirolo, non si è rovinato fortunatamente. Guardate lo stato di conservazione, ma non vorrei che ci fosse una cassetta dentro. Ah, le Yetch non funziona. Andiamo ad aprire manualmente. Stop Yetch. Non si apre. Vabbè. Non riesco ad aprirlo, ci vorrebbe un cacciavite. Si vede che è rimasto bloccato perché forse la molla funziona. Allora, di diverso che c'era rispetto al dataset della Commodore? Innanzitutto qui c'è un foro con scritto Azimuth, vedete? E poi qui c'è monitor on off, ok? Che serviva? Qui ci potevate attaccare una cuffia o un altoparlantino esterno. Mettendo monitor su on voi sentivate i suoni che venivano da qui. Allora, come si regolava l'Azimuth? Si metteva un cacciavitino qui dentro a questo buco. Vedete questo buchino? Si metteva un cacciavitino lì, si premeva play e l'audio, il suono del diciamo, vede, è tutto incastrato questo. Ho premuto play, è rimasto premuto play. Ma questo tanto basta smontarlo un attimino e passarci un po' di sbloccante, pulirlo un po' tutto quanto. Questo secondo me rifunziona perfettamente. Raramente si rompevano proprio questi apparecchi degli anni 80. Allora, vi stavo dicendo, per regolare l'Azimuth bastava mettere un cacciavitino qui dentro, un altoparlantino qui, e l'audio doveva essere, si doveva sentire bene, anche se erano tutti fischi, fiaschi, tutti, diciamo, il rumore molto simile a quello dei modem quando si connettevano a internet, i modem degli anni 90. C'è registrato dei fischi, dei suoni, però se il suono era cupo, attufato, ovviamente il computer non riusciva a decodificare il segnale e non caricava, dava ROAD error. Ok? Se invece noi agivamo sull'Azimuth e lo aprivamo, questo suono si sentiva proprio che cambiava, si sentiva molto più aperto, con, diciamo, tutte le frequenze. Io mi definisco più che un DJ, un fonico attualmente, allo stato attuale diciamo, del mio sviluppo musicale, come Renny J. Sì, mi piace ancora fare il DJ, i vinili e tutto quant'altro, però attualmente mi piace parecchio andare a ripristinare per esempio le vecchie cassette, vecchi vinili, e quindi a riequalizzarle, a sistemare un po' la parte più sonora. Quindi con un buon paio di cuffie mi metto lì e mi regolo tutte le frequenze tramite l'equalizzatore digitale, e quindi vado a aprire il suono in modo che si possa sentire nel miglior modo possibile. Diciamo, il computer doveva appunto sentire i segnali che stavano incisi sulla cassetta nel miglior modo possibile. Agendo sull'Azimuth, quindi con il cacciavitino piccolino inserito qui, si poteva aprire il suono e quindi il computer poi poteva caricare correttamente i giochi. Ok? Che c'è da dire su questo qui? Oltre diciamo, a questa cosa in più che ha rispetto al dataset originale Commodore, ha anche questo, il vano batterie. Qui ci si potevano mettere delle batterie, delle stilo, e diciamo, il registratore funzionava alimentato dalle batterie e non direttamente dalla presa della Commodore. Questa è la presa standard del C64 e del Commodore VIC-20.
quindi andava a prendere l'alimentazione dalle batterie e non dal cavo e quindi dalla corrente che veniva data dal trasformatore del Commodore 64 che passava nella scheda madre e arrivava poi alla presa del dataset, insomma, la presa dataset. Oh, questo già è stato portato tra l'altro a riparare, c'è un'etichetta di servizio, high tech dataset, high tech services, c'è pure un numero di telefono che non esisterà più, vedete c'era il numero di entrata del componente, poi qui c'è il numero seriale 2064 compatibile Trevi 320 e questo è il dataset compatibile marca Trevi e l'abbiamo visto appunto, poi dopo me lo vado a reimballare, polistiroli originali dell'epoca, quindi conservato perfettamente, ok? E questa era una cosa. Poi andiamo avanti. Guardate, questo è Scarabeo, gioco originale degli anni 80, andiamo a vedere il contenuto della scatola. Ovviamente c'è il tabellone, guardate, editrice giochi EG, gioca con noi. Ecco il tabellone, Scarabeo, lo vediamo molto velocemente. Qui c'è il libretto di istruzioni originale, editrice giochi EG, gioca con noi, ok? Poi qui ci sono tutte le letterine, vedete? Le letterine, P vale 3 punti, R di Renato vale 1 punto e ci sono tutte le letterine, le vocali, guardate, ok? Quindi questo è il Scarabeo, ovviamente si poteva giocare fino a 4 persone e ci sono 4 di questi pezzi di plastica in cui bisognava mettere poi tutte le letterine che uno aveva a disposizione per comporre le parole, ok? E io penso che durante queste feste con mia figlia ci giocheremo parecchio a Scarabeo, ok? Quindi questo è Scarabeo, editrice giochi originale anni 80. Andiamo avanti. Già Mirko aveva visto il Mastermind e questo è il Grand Mastermind. Allora, io ho il Mastermind normale, guardate questo che bello che è, a parte che ci sono tutti i pezzi, guardate, allora, Mastermind com'era? Era un gioco, qui sotto, questo si dovrebbe alzare, sì, allora qui sotto si poteva fare la combinazione da indovinare e poi si metteva questo qui sopra in modo che i giocatori non potevano vedere, ok? Non potevano vedere la combinazione. E quindi che succedeva? Allora, qui i giocatori partendo dall'alto cominciavano a mettere le combinazioni. Qui si metteva il responso, ok? Il responso tramite questi piruletti, ok? Allora, in quello che ho io di Mastermind c'erano solo 2 colori, i piruletti, erano bianchi e neri. Bisognava mettere il bianco se diciamo il giocatore aveva indovinato sia il colore che il posto di una pedina, mentre era di colore nero se aveva indovinato il colore ma non il posto, ok? Quindi questo era il gioco standard. In questo caso ci sono anche un sacco di forme, tipo la stellina, tipo l'esagono, il quadrato, vedete? Il quadrato, il triangolo, il rettangolo, l'hanno complicato. Vedete, questo è il rettangolo. Guardate, ve le sto mettendo qui tutte le forme, c'è pure il triangolo, se lo riesco a prendere, senza buttare nulla per terra, guardate, eccole le varie forme, vedete? Triangolo, rettangolo, quadrato, esagono, stellina. Praticamente quindi sono aumentate le possibilità
di mischiare, diciamo, queste forme, ok? Quindi bisognava mettere, diciamo così, e bisognava indovinare l'esatta sequenza delle forme o dei colori, ok? E ci sono ovviamente pure le pedine colorate come il gioco normale, ok? E quindi niente, poi bisognerà che leggo bene le istruzioni, perché il gioco proprio molto complicato di questo qua, perciò si chiama Grand Mastermind, è che si possono unire tutti e due, quindi si può mettere una sequenza di colori sopra e una sequenza di forme sotto, quindi bisogna indovinare tutte e due le sequenze, ok? Quindi comincia a diventare molto complicato, perché invece di indovinare 4 cose bisogna indovinarne 8 e tutte e 8 ovviamente devono avere la posizione corretta. Questo era un bellissimo gioco Mastermind. Io ho il Mastermind normale, come abbiamo visto, soltanto i 4 colori bisogna indovinare nella sequenza, nell'esatta posizione. Come vedete anche qui laterale c'è disegnato le forme, qui manca una forma, comunque bisogna indovinare, come vedete, i colori e le forme associate, ed è molto molto complicato. Ok, andiamo avanti. Guardate qui, Rai 2, questa è la scatola originale di Paroliamo, mi ha dato anche questo Andrea. Allora, io queste carte ce le avevo, me le ricordo benissimo, ma forse a me avevano regalato soltanto i 2 mazzi di carte, ok? Perché io ci ho giocato tantissimo con queste carte, mi ricordo, sia con mio fratello, con mia madre. Vedete queste carte come sono fatte? Sono una specie di quelle pedine che abbiamo visto di Scarabeo, però questo è Paroliamo, si gioca in modo un po' diverso, perché basta fare le parole e farle incrociare e andare a sommare i punti che stanno scritti sulle lettere, quindi non c'è 3 volte la lettera, 2 volte la parola, eccetera, quindi tutti i vari bonus. E poi c'era pure il fatto che erano di diverso colore diciamo le carte. Mi devo andare a ristudiare un po' tutte le regole del Paroliamo, perché anche questo era un bellissimo gioco che potrò riprendere e fare con mia figlia durante queste feste, queste festività. A lei piace molto scrivere, sicuramente se poi cominciamo a giocare regolare mi batterà sicuramente, perché lei conosce un numero di vocaboli nettamente superiori a quelli che conosco io in 50 anni. Lei ce n'ha 14 e sicuramente ne sa molti più di me, e quindi se qua si tratta di usare le lettere per fare le parole, sicuramente lei ne saprà molte più di me. Ok, Fabrizio Frizzi. Ecco, come vedete, ovviamente qui dentro c'è il libricino con tutte le regole del gioco, con spiegato come si gioca. Vedete, Paroliamo, tutte le regole del gioco, eccole qua. Quindi mi andrò a leggere queste e faremo qualche partita anche a Paroliamo, che è molto bello. E l'ultimo, eccolo qui, Contiamo, il gioco dei numeri, Tele Monte Carlo, TMC. Guardate il logo di TMC, ma perché qua il logo della Rai, l'avete visto il logo della Rai, Rai 2, guardate che logo. Tutta roba originale dell'epoca. Andiamo ad aprire e guardate, Contiamo, c'è ancora la clessidra funzionante, vedete la clessidra. Paroliamo e contiamo, paroliamo, contiamo, paroliamo, vedete sopra è scritto Paroliamo, sotto contiamo. Perché questo, questo c'ha, vedi, le carte numerate. Questo sarà una specie di Paroliamo però con i numeri. Qua vedo che si possono
scegliere i numeri in base a queste rotelle. Paroliamo, contiamo, non ce l'ho mai avuto. Il gioco dei numeri. Contiamo. Ok, posiamo qui. Abbiamo visto. Paroliamo, contiamo, Grand Mastermind e Scarabeo, nonché il bellissimo dataset della Trevi, il registratore per Commodore 64. Hai visto che clessidra? Sì, si montava sul buco dei numeri, sì. Contiamo, grande Mirko. Allora, e adesso arriviamo, non li sfoglieremo tutti oggi. Non sono solo questi, ho altri due scatoloni lì per terra e là dietro ce ne stanno altri, come vedete, lì giù ce ne stanno altri. Un bel po' di vinili, però come è solito mio, quando ricevo dei vinili o li compro o compro degli stock, mi piace sfogliarli insieme in live. Ok? Andiamoli subito a vedere, cominciamo subito perché il tempo non è tantissimo. Già sono le 11:57, ho una mezz'oretta, quindi... Allora, i 20 più bei canti di Natale. Ok? Eccolo qua. I 20 più bei canti di Natale. Questi ovviamente ho già provveduto a mettermi tutti nella direzione come li voglio io. Questo è, io sono un patito dello Zecchino d'Oro ed eccoci qua, 28esimo Zecchino d'Oro, con pure le fotografie di tutti i bambini, da quest'altra parte, di tutti i bambini che cantano. 28esimo Zecchino d'Oro, ma non mi ricordo di che anno è, 1985. 1985, tra l'altro. Guardate la scritta, il biscione c'è sempre di mezzo, la Five Records col biscione, sappiamo tutti di chi è il logo col biscione, vedete Five Records è qui sopra, ecco il biscione. E vabbè, questo è il piccolo coro dell'Antoniano diretto da Maria Leventre. Grandissima Maria Leventre, la ricordiamo con affetto. Oh, poi c'è sta Roma bella mia. Roma bella mia, vedete un bel Colosseo messo così in copertina. Gabriella Ferri. Roma bella mia. Facciata A, facciata B, questo è proprio anni 70 però, Voglio vedere perché all'epoca trovare una data è un'impresa qua. Non ce le scrivevano le date. Ma almeno l'anno ce lo potevate scrivere, niente. Qua Gabriella Ferri, niente. Tenuto molto molto bene, devo dire. So dischi molto molto vecchi, non so tutti così. Oh, questa invece è una colonna sonora. Adesso io comincerò a scrivere, dove io sono un patito di colonne sonore, ragazzi, ce n'ho tantissime, Ritorno al futuro, La storia infinita, Karate Kid, Rocky 4, Rocky 4 addirittura ce l'ho in tante salse, ce l'ho pure in doppia copia su vinile, uno è picture disc e uno è disco nero, insomma mi piacciono tantissimo le colonne sonore, che ne so, Il tempo delle mele, tantissime ce n'ho di colonne sonore. Da adesso poi cominceremo ad archiviare finalmente tutti questi vinili, a dargli una numerazione e come tipologia le chiamerò OST, Original Soundtrack. OST le userò anche per la roba giapponese, per diciamo le colonne sonore giapponesi, quindi quando si tratta di colonna sonora dirò questa è un OST, Original Soundtrack, ok? Quindi colonna sonora originale questo è Stanley Kubrick, Arancia meccanica, scene del film, belle queste foto prese proprio dal film, dai fotogrammi del film, e questa è la colonna sonora
originale del film di Stanley Kubrick, Arancia Meccanica. Ok? Ovviamente scritto in inglese, Arancia Meccanica. Andiamo avanti, E questo, diciamo, è una compilation che uscì lo stesso anno che uscì La Bamba. Ok? Los Lobos, ovviamente, cioè il primo brano è proprio il loro, La Bamba. Vuole parlare la bamba, vuole parlare la bamba. In questi anni uscì pure la lambada, uscirono tanti balli. Questo anche ebbe un grandissimo successo. E questa è una compilation che viene appunto da quel brano. Da quel brano hanno tirato fuori una compilation di brani che più o meno diciamo hanno tutti a che vedere con la bamba. Ok? Side 1, side 2, side 1, side 2, lato A, lato B, lato C, lato D, e chi più lati ha più ne metta. E questa è un'altra compilation che parte da una bellissima canzone, One Moment in Time, di Whitney Houston. Questo io l'avevo preso, scritto così, visto così, sembrava un Maxi 45, cioè un disco mix. Poi l'ho girato e ho visto che ci sono tante altre canzoni, ci sono i Bee Gees, John Williams, Eric Carmen, Odds and Dance, quindi queste io adesso non l'ho ancora sentito, ma vado a pensare che siano tutti lenti o tutti sul genere di One Moment in Time, bellissimo, grandissimo successo di Whitney Houston. Ok? Guardate che bella anche questa compilation, bellissime. A me piacciono un sacco le copertine, non mi stancherò mai di dire che io il molto che io do di pregio ai vinili sono queste copertine. A me piacerebbe, ma ci vorrebbe un muro di infiniti metri quadri, proprio metterle proprio in cornice queste copertine. Guardate pure quest'altra compilation, di queste ne sono uscite tantissime. Studio 54, questo è il volume 6, e anche questa, guardate quanto è bella di copertina. Studio 54 volume 6. Io ne ho pure altri di Studio 54, può darsi pure, la mia memoria mi inganna, può darsi pure che c'ho già pure questa, ma non me lo ricordo. Comunque qui dentro c'è Gazebo e Like Chopin, per dirne una, c'è Michael e Johnson Righeira con Playa Dub, Vamos alla Playa sarebbe, e comunque c'è Yazoo. È una bellissima compilation anche questa, dischi CGD, loghetto. Allora, e andiamo avanti. Questo invece è un Maxi 45, questo è un disco mix, Living in a Box, Paradise Mix, Living in a Box, questo l'ho sentito, molto molto bello, Bobby Warner. Ok, andiamo avanti. Dedicata a una stella, OST, colonna sonora originale, OST Original Soundtrack, Stelvio Cipriani, dedicata a una stella. Come vedete ci sono, ecco qui, lato A ci sono tipo 4 brani e al lato B qualcuno di più. Questo pure è da sentire, la ascolteremo senz'altro. Un'altra OST, un'altra colonna sonora originale, La Stangata, Il Padrino e altri film d'azione. Questa è una compilation di film, di colonne sonore di film d'azione, quindi hanno preso i migliori brani da ogni film e ne hanno fatto una compilation. Ok? Quindi c'è La Stangata,
Main Street, Theme from Shaft, The Day of the Cobra. Vabbè, ce ne sono diversi, ovviamente usciti all'epoca, magari ve lo ingrandisco così, lato A e lato B. Ok, quindi questo è un'altra compilation. Allora, su questo c'è da dire qualcosa. C'era un mio vicino di casa quando abitavo a Statuario che aveva Brooklyn, la compilation del ponte, il volume 1 di questa che io non ho. Mi piacerebbe cercarla per associarla a questa che io non ne sapevo, non ne conoscevo l'esistenza. Brooklyn, la gomma del ponte, la compilation del ponte numero 2. Numero 2. E questi sono tutti brani bellissimi scelti ed è una compilation proprio da mettere lì e ascoltarla dal primo all'ultimo brano di ogni lato, perché sono tutti quanti molto molto belli. La copertina poi era molto simile a questa, solo che era sull'azzurro. Questa, come vedete, dà molto sul giallo. Quella Brooklyn, la gomma del ponte, ricordava proprio la pubblicità della gomma. Quindi, però, ovviamente, come ho sbagliato a dire prima, Brooklyn, la compilation del ponte. Ok, Brooklyn 2, la compilation del ponte. Quell'altra è sull'azzurro, Brooklyn, la compilation del ponte. Ok? Poi queste... magari farò delle live su TikTok e le andremo ad ascoltare. Seguitemi anche su TikTok, mi trovate come Reni J. Andiamo avanti. Italian Moods. Italian Moods. E qui pure ci sono tantissimi brani. Vedete? Pure questo è anni 70, pieni anni 70, si vede anche dal fatto che dentro c'è l'inner sleeve trasparente, di plastica trasparente, e poi vedete i dischi come erano negli anni 70, RCA, copertina nera, scritte bianche, cioè centrino nero, scritte bianche, ed erano così, ricordavano molto i 78 giri che ho lì dentro. Io non ho ancora rinunciato a farvi ascoltare anche i 78 giri. Voglio essere, non so se qualcuno già l'ha fatto, spero che nessuno l'abbia fatto, perché quanto prima acquisterò un giradischi che andrà anche a 78 giri e ci sentiremo in live i 78 giri. Questa io, se cercate nelle mie live su YouTube, trovate l'unboxing di questo. Però io ho preso la ristampa. Ok, questo è il maxi 45 di Vamos a la Playa e Playa Dub dei fratelli Righeira, originale dell'epoca, prima stampa. Vedete? Questa è una prima stampa di Vamos a la Playa e questo si chiama Maxi 45. Ci sono praticamente due brani dentro. Allora, Playa Dub qui, e di qua, qua ce ne sono due. C'è Vamos a la Playa, sì, c'è sia la radio version che l'extended. Vabbè, ci sono due versioni nella tua, quindi sono tre, sempre lo stesso brano, però in tre versioni diverse. Quindi questo è il Maxi 45 dei Righeira, Vamos a la Playa, originale prima stampa. Ok, andiamo avanti. E adesso arriviamo a un qualcosa che io... Quando ero più giovane mi piaceva tanto ascoltare questi dischi. I dischi a cui mi riferisco sono Rondò Veneziano. A parte le copertine parlano da sole, ma guarda, queste devo fargli delle foto fatte bene e pubblicarle, perché le copertine, ce n'ho anche io altri di Rondò Veneziano, mi fa piacere che Andrea me ne abbia dati alcuni altri, magari ho completato la collezione di Rondò Veneziano, ma ecco, questo è qualcosa di veramente bellissimo. Questo è Rondò Veneziano Concerto, si chiama questo album, ok?
Ma guardate che belle che sono le copertine hanno qualcosa di magico secondo me, sono dei quadri, anche se vengono studiati poco, magari è solo una fotografia, però dietro quella fotografia per farla diventare una copertina c'è tanto studio, la luce come deve essere messa e soprattutto su queste che invece sono addirittura disegnate. Guardate, questo è Masquerade, bellissimo quest'album di Rondò Veneziano, Masquerade, Rondò Veneziano, guardate che bello, guardate, ve lo metto per così, guardate che copertine, Masquerade, bellissima, Rondò Veneziano, ovviamente qui vedete il marchietto, non so se riuscirà mai a metterlo a fuoco, Baby Records, la Baby Records faceva sempre parte della Five Records, ok? Baby Records, Rondò ve ne stanno benissimo sti titoli, guardate, sono nuovi, cioè ringrazio tantissimo Andrea di nuovo perché mi ha fatto veramente contento. Masquerade, Rondò Veneziano, andiamo avanti sempre con Rondò Veneziano, questo è Arabesque, Rondò Veneziano, ma guardate che belle copertine. Cioè, guardate le copertine come possono essere belle. Ovviamente la scritta di V-Spot si riferisce al fatto che facevano la pubblicità in televisione, ti martellavano proprio con questi album di Rondò Veneziano a tutta forza. Poi alcuni uscivano proprio sotto Natale perché erano un bellissimo regalo di Natale da fare un LP del genere, Rondò Veneziano, TV Spot, quindi pubblicità fatta in televisione, tutti quanti hanno il marchietto TV Spot, e questo è Masquerade, vedete, TV Spot, ok? Quindi pubblicità in televisione, Masquerade, Arabesque, e poi c'è il grande successo di Rondò Veneziano che fu Venezia 2000. Venezia 2000 fu un successone per Rondò Veneziano, guardate, cioè queste addirittura due copertine, una davanti e una dietro, completamente diverse, TV Spot, ovviamente, Rondò Veneziano, copertine, poi tenuti benissimo, guarda, queste copertine sono in tonse e così verranno tenute da me. Qui invece ennesima copia per Eros Ramazzotti in certi momenti. Questo è un bellissimo album perché qui c'è pure La luce buona delle stelle cantata con Patsy Kensit, è qualcosa di spettacolare quel brano, e comunque tutto l'album è molto molto bello. Io mi sa forse questa è la quarta copia che ho di In certi momenti con Eros Ramazzotti, però me le tengo tutte perché veramente di Eros vale la pena. Come sapete sono un fan di Eros da sempre e ho tutta la discografia, quindi tra vinili e CD. Ultimamente lui nel 2021, quindi l'anno scorso, ha fatto uscire di nuovo tutti gli album, diciamo dalla sua nascita fino a un certo punto, li ha fatti uscire tutti quanti di nuovo su vinile, chiamando la collezione Eros 21, quindi tutte le ristampe dei suoi primi album, e io li ho comprati tutti, compreso pure Musica E, con tutto che io di Musica E c'ho il picture disc, ok? In tiratura limitata. Andiamo avanti, qui c'è un cantante che non ha bisogno di presentazioni, ma come vedete questo è un formato di copertina molto usato dalla RCA quando faceva delle compilation di un cantante andando a cercare i suoi più grandi successi e li metteva tutti in un solo vinile e faceva queste, diciamo, compilation più o meno tutte con la stessa grafica. Ovviamente cambiava la foto del cantante, cambiava l'interno qui, però diciamo come si presentava la copertina sempre uguale, ok? E questa quindi è dedicata a Lucio Dalla, e questo è quindi il primo Lucio Dalla, questa compilation si chiama Il primo Lucio Dalla. Qui dentro c'è Il cielo 1999, Cos'è Bonetti, Hai una faccia nera nera, Quando ero soldato, Lucio dove vai, Starsville in Alabama,
Orfeo Bianco, Africa, Non sono matto, o La capra Elisabetta, Fumetto e Il fiume e la città. Quindi sono i brani, ma qui ci dovrebbe stare una data, sempre ovviamente linea 3, vedete, linea 3 si occupava appunto di fare queste compilation per la RCA, ok? Era così. Allora, vedete qui è da dove sono stati presi i brani, quindi una specie di bibliografia. E io voglio vedere però, ah, vedete, linea 3 erano così, i centrini più o meno tutti simili, cambiavano di colore ma erano così, solo che è scritto piccolo piccolo, lì io non ce leggo più e l'anno ce lo scordiamo perché è scritto troppo piccolo. Vabbè, ci interessa, poi lo vedremo quando faremo l'archivio. Ovviamente io per ogni vinile ci metterò un sacco di informazioni, tra cui anche l'anno. Ok, allora questo è un disco che ha avuto un successo enorme. Lucio Dalla e Gianni Morandi hanno fatto uscire un doppio vinile, qui dentro ci sono tutti e due i vinili, perché fecero questa canzone che si chiama Vita insieme, e allora fecero uscire doppio vinile chiamato Dalla Morandi, ok? E questo è gatefold, nel senso che si apre così, guardate, questa è un'immagine, secondo me devo fare una fotografia e pubblicarla un po' da tutte le parti, sicuramente si troverà, però ecco, Lucio Dalla e Gianni Morandi insieme per questo bellissimo bellissimo doppio vinile, qua c'è scritto 1988, guardate, sta scritto qui sopra piccolino, però sono riuscito a leggerlo perché è nero su bianco, scritta nera su sfondo bianco, si legge. Ma se cominciano a fare, che ne so, sul verde, per scrivono nero su verde, purtroppo non è che so daltonico, è che ho difficoltà con i colori scuri su scuro. Per esempio qui io leggo tutto perché è scritto nero su bianco. Ah, vedete, sempre linea 3, 4 marzo e altre storie di Lucio Dalla. Vedete che è sempre fatto molto simile a quello che abbiamo visto prima, ma non è solo per Lucio Dalla, è stato fatto per Claudio Baglioni, per Antonello Venditti, insomma un po' per tutti. Quindi questo è, qua dentro c'è Silvi, Piazza Grande, Itaca, La casa in riva al mare, Puff Boom, 4343, ovviamente, Un uomo come me, Anna Bellanna, Pezzo zero, Sulla rotta di Cristoforo Colombo. Ok? Tra l'altro stanno pure scritte qua. Come vedete, linea 3, sta scritto sia lì che qui dietro, linea 3, come vi ho detto, quindi ora lo metto insieme qua, linea 3. Ok, poi c'è Dalla Morandi. E qui c'è un altro bellissimo disco che ebbe un grandioso successo, Cambio, sempre lui, Lucio Dalla. Guardate che bella questa copertina. Tra l'altro è una copertina particolare perché non c'è scritto la lista dei brani né davanti né da dietro. Ok, la lista dei brani sta scritta internamente. Ok, guardate le inner sleeve. Io adesso non mi sono fermato a parlare delle inner sleeve. Certo, scritto nero su viola può risultare un po' difficile da leggere, però diciamo che si legge, chi lo vuole leggere si riesce a leggere anche nero su viola. Però anche le inner sleeve erano tutte stampate, non erano soltanto delle copertine bianche all'epoca, all'epoca. Qui dentro ovviamente c'è Attenti al lupo ed altri brani, ok? E questo ebbe successo proprio perché c'era Attenti al lupo, che ebbe un successone enorme quando uscì questo brano, Attenti al lupo. Continuiamo, e questo è un altro autore che non ha bisogno di presentazioni, è un altro grandissimo della musica italiana. Lui è De André,
Guardate un po' come si chiama questo album. Guardate. Un successione di De André, questa di Marinella è la storia vera. Mamma mia. Allora, De André allora, non ha bisogno di presentazioni, volevo soltanto farvi vedere. Vedete? In questo caso, vabbè, non la tiro fuori, tanto è bianca. La inner sleeve è bianca, però vedete che qui hanno scritto su arancione, nero su arancione, e si legge abbastanza bene. Ok, la canzone di Marinella, Amore che vieni. Ci sono tanti successi qui di De André. Allora, un attimino solo, che stavo pensando che si sta facendo tardi e quindi vediamo, finiamo con Fabrizio De André, va, perché si sta facendo veramente tardi. Ok, allora, Nuvole barocche, un altro album, sempre lui, Fabrizio De André. Ok, per i tuoi larghi occhi, il fannullone, Giordi, Amore che vieni, amore che vai, la canzone dell'amore perduto. Bellissimo, bellissimo. Guardate, vi faccio vedere, non ve l'ho fatto vedere, sono andato un po' troppo veloce, davanti e dietro. Fabrizio De André, e questi sono i brani contenuti in questo LP 33 giri. Ok, poi se li volete rivedere vi rivedete un attimo la live e ve li leggete. Ecco un altro album sempre di De André. Questi album non avevano un nome, vedete? E qui ci sono è identico il lato A con il lato B, è identico, proprio non c'è nessuna differenza. E qui c'è la lista dei brani. C'è pure qui la canzone di Marinella, La guerra di Piero, Il testamento, Il re fa rullare i tamburi. E questo è un altro sempre di Fabrizio De André, la canzone di Marinella, Fabrizio De André 1. Questo faceva parte di una collezione di vinili e questo è il numero 1. E qui La città vecchia, bellissimo, La guerra di Piero, La ballata dell'eroe. Guardate, Fabrizio De André 1, la canzone di Marinella. Ok, e poi c'è sta 1991, questo è un doppio vinile con gli inner sleeve, diciamo, stampati a parte, quindi adesso ci perderemo un attimo di tempo a vederli. Qui ci sono tutti i brani contenuti nei due vinili. Ovviamente anche questo è un gatefold, guardate. E adesso ci andiamo a vedere gli inner sleeve di De André. Allora, vedete? Spesso e volentieri ci mettevano tutte le parole, quindi i testi delle canzoni. Vedete, questo è uno. Dischi ovviamente nuovi, guardate, nuovo, si vede proprio, lo vedete che riflette benissimo, nuovi. Questo è uno inner sleeve, e adesso vi faccio vedere l'altro. Questo lo mettiamo così con la piega se ne va. E questo è l'altro inner sleeve. Questi sono veramente in condizioni near mint NM, perché non lo posso definire very good plus. Questo sicuramente è near mint. Ovviamente quando faremo in live l'archivio dei vinili ci metterò anche lo stato in cui si trovano secondo lo standard sia di Discogs che diciamo a livello globale. Si utilizzano degli standard sia per la copertina sia per il vinile internamente. Gli standard vanno tra Pur,
che significa che manca la copertina, il disco è rigato, insomma sta in una condizione pietosa, quindi in quel caso andrebbe solo che regalato. Poi ci sta good, very good plus, near mint e mint. Allora, mint, quando trovate mint, vuol dire che deve essere nuovo imballato. Se è in condizioni pari al nuovo ma sballato, allora si dice che è near mint, quindi quasi nuovo. Poi c'è very good plus, vuol dire che sta in condizioni molto molto buone, però dovete dare un voto per il disco e per la copertina, perché uno può avere una copertina nuova e poi dentro il disco tutto rigato, allora no, non va bene per tutte e due. Oppure si può avere un disco mai ascoltato, la copertina ha preso acqua, quindi il disco sta in condizioni mint, però la copertina ha preso acqua tutta ondulata, come abbiamo visto quella di Righeira, che vabbè, in quel caso non è stata, è stata un po' di umidità, ma quello è stato perché è stata mantenuto il cellofano intorno, quindi si è tutta ondulata. Però in quel caso la copertina non è near mint. Mettiamo che il disco dentro non sia mai stato ascoltato. Il disco lo puoi dire come mint o near mint, ma la copertina fuori di good, è tutta ondulata, tutta, diciamo, vanno dati dei voti sia alla copertina e sia al vinile. Andiamo avanti, un altro bellissimo disco di De André, di questa catena, di questa, vedete qui arrotondato, non è a spigolo, e questa poi si distingue questa, diciamo, i dischi fatti così perché sono uguali davanti e dietro, e qui ci sono i brani Carlo Martello, un altro grandissimo successo ma sono tutti successi questi che vedete qua, tutti bellissimi brani, poesie, più che brani lui scriveva poesie, e guardate anche questo, questa stessa catena, come vedete, stessa catena, voglio vedere perché tutti morimmo a stento. Ah sì, ci sono diversi brani. Ballata degli impiccati, Cantico dei drogati. Allora, tra l'altro questo colgo l'occasione perché abbiamo finito, le voglio mettere, ecco, tutte e tre insieme. Questi sono tre dischi di De André che fanno parte tutti della stessa collana, ok? E poi ci mettiamo questo sopra, quest'altro e basta, e poi gli altri li vedremo con più calma in futuro, ok? Allora, quindi io direi di chiudere qui questa prima parte, questa prima carrellata di un bel po' di vinili che mi sono stati dati dall'amico Andrea, che ringrazio nuovamente e ringrazierò pian piano in tutte le live. Alexa, posticipa 5 minuti, grazie. Ok, posticipato di 5 minuti. Io uso Alexa come un cronometro, anche perché avendo migliaia di cassette, migliaia di CD e migliaia, circa 6.000 vinili, raramente la uso per sentire la musica, però la uso. Sto sincero, qualche volta la uso, però da quando pure è cambiato Amazon Prime Music, perché io ho l'abbonamento non a quello a pagamento, io ho il Prime normale e diciamo Alexa prima mi faceva sentire degli album oppure mi faceva sentire la musica di un solo cantante. Da quando adesso hanno unito tutti i milioni di brani di Amazon Prime Music Advanced, là come si chiama, e Amazon Prime Music normale, li hanno uniti, Alexa non ti fa più sentire tutta la musica di un solo cantante, che ne so, di Antonello Venditti, dice io ti faccio sentire Antonello Venditti e altri cantanti simili, quindi mi ci mette in mezzo altra gente. Oppure se io gli dico fammi sentire Circo Massimo, lui mi dice ti faccio sentire i brani di Circo Massimo e altri brani simili, e mi ci mette in mezzo altra roba che spesso e volentieri ho notato non c'entra nulla con quello che stavi ascoltando prima, ok?
E quindi diciamo se ne va per un'idea in base a quelli che sono i tuoi gusti musicali, ma siccome i miei gusti musicali abbracciano tutta la musica a 360 gradi, è capace che io gli chiedo di mettermi la musica di smooth jazz e dentro mi ci mette Gigi D'Agostino, mi ci mette Eros Ramazzotti che non c'entrano niente, però siccome io sono solito sentire musica da discoteca, jazz, di tutto, classica, io mi sento tutta la musica, a seconda come so il flauto di Pan, mi metto la musica che mi piace, cioè in quel momento mi piace ascoltare quel tipo di musica, mi metto quel tipo di musica, perché a me la musica piace a 360 gradi. Quindi mi piace anche l'underground degli anni 90, mi piace la Italo Disco, amante totale della Italo Disco degli anni 80, cioè, quindi diciamo che la musica va vissuta in tutte le sue forme, diciamo. Quindi io veramente mi fa piacere che mia moglie mi ha assecondato, la ringrazierò, non la ringrazierò mai abbastanza in questa mia passione, con tutte queste cassette, con tutte che poi ovviamente come io faccio sempre vedere, ecco, vabbè, Equip 84 per dirne una, sono pieno di tutte queste cassettine e poi vedremo, dobbiamo vedere, non vi anticipo nulla, altri omaggi oltre ai vinili che mi sono stati fatti dall'amico Andrea. Quindi grazie a tutti di essere stati con me questo 19 dicembre 2022, è mezzogiorno e 33 in questo momento, in questo esatto momento. E io vi do appuntamento alla prossima live, non so quando la potrò fare, può darsi pure domani verso quest'ora, non è detto. E quindi poi vedremo un altro po' di questi vinili, c'ho anche dei 45 giri da farvi vedere, dei cofanetti, quindi diciamo vale la pena seguire queste live. Detto questo, vi invito sempre a visitare i siti che scorrono qui sopra. Adesso sta scorrendo starwarsstore.it dedicato alla galassia lontana lontana, poi c'è classe74.it, andatela a vedere, o legolando.it, andate su tutti questi siti. Poi se siete patiti come me di musica, andate su renijstore.it, dove troverete un sacco di informazioni e di prodotti che riguardano la musica a 360 gradi, quindi troverete i giradischi, mixer, amplificatori, casse attive e passive, il mondo del vinile, che esiste anche www.ilmondodelvinile.it, come esiste il mondo del vinile su Telegram, esiste il mondo del vinile su Facebook. Quindi io, essendo molto patito di vinili, ho creato diciamo il mondo del vinile e l'ho messo un po' ovunque. Esiste anche su Waveful, sul nuovo social network tutto italiano, su cui vi invito a seguirmi. Detto questo, non mi rimane che salutarvi, preparare la sigla finale, quando mai io ce l'avrò mai pronta non lo so, comunque bisogna sempre che me la preparo e vabbè, ci metto un secondo a prepararla. Eccola qui, pronta, sigla finale pronta. Quindi vi saluto, registratevi sul canale YouTube, iscrivetevi al mio canale YouTube, attivate la campanella perché è l'unico modo che avrete per sapere quando vado in live. Ok? Grazie a tutti di essere stati con me, vi saluto, vi do appuntamento alla prossima live. Un saluto da Reni J, ciao a tutti.